Presidente Zaia, la benzina è alle stelle. Ci dica, in Veneto c'è preoccupazione per questa crisi energetica? Beh, guardi, la preoccupazione è per quelli che non hanno una visione. Noi in Veneto siamo già oltre. Ma in che senso, scusi? Beh, guardi, nel senso che mentre a Roma stanno discutendo di accise e carte bollate, noi in Veneto, nei nostri laboratori, tra un vigneto e un'azienda di microchip, stiamo mettendo a punto un'invenzione che farà apparire, e lo dico con estrema oggettività, Elon Musk come un dilettante che gioca con le macchinine a pedali. Addirittura, ma di cosa si tratta? Le dirò, è un concetto di economia circolare estrema. Il petrolio lo chiamano l'oro nero. Beh, che se lo tengano loro. Noi abbiamo l'oro bianco. E non parlo del latte, parlo di quello che luccica nelle nostre meravigliose colline dell'UNESCO. Beh, ma si spieghi meglio, Presidente, di cosa sta parlando? Sto parlando del fatto che noi abbiamo capito che il motore a scoppio ha bisogno di allegria. E noi metteremo il prosecco di OCG direttamente nel serbatoio. Ma non un prosecco qualsiasi, Guardi, serve quello strutturato. Diciamo che quando si accelera si sprigiona un tale profumo di perlage che pervade tutta quanta la tangenziale di Valdobbiadene fino a Mestre. Ma Presidente, scusi, ma non rischia di essere un carburante un po' troppo costoso? Ma quale costoso? Ma vuole mettere i vantaggi? Se uno rimane a piedi in autostrada, mentre aspetta il carro attrezzi, va nel serbatoio e si fa l'aperitivo. E come la mettiamo con i controlli dell'etilometro, Beh, guardi, a questo proposito le dirò di più. Con l'autonomia differenziata faremo in modo che i controlli dell'etilometro e il palloncino non li facciano più i vigili, ma li facciano direttamente i sommelier.